La conferenza mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea ha visto anche il coinvolgimento di vari assessorati regionali, oltre a quello dell'agricoltura anche quello della formazione professionale, con l'assessore La Galla presente all'iniziativa parlando del tema valorizzazione della formazione professionale nelle strategie verso sistemi alimentari più sostenibili nel Mediterraneo. L'assessorato alla istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana è autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo guarda allo sviluppo sostenibile della società, alla valorizzazione della comunità, al miglioramento della qualità della vita della persona. In questo si sostanzia anche un dato ulteriore, cioè che lo sforzo educativo non solo è rivolto e deve essere rivolto all'insegnamento curriculare e disciplinare, ma deve più largamente guardare alla educazione civile più che all'educazione civica. E l'educazione civile porta con sé il concetto di diritto-dovere di cittadinanza, all'interno del quale ovviamente si colloca di diritto il momento della educazione alimentare e della indicazione dei corretti stili di vita. Ecco perché il supporto che convintamente abbiamo dato all'iniziativa. Ecco perché la presenza dell'assessorato in questa attività congressuale, ecco perché è un impegno che stiamo ulteriormente allargando al mondo scolastico rispetto alla diffusione di queste buone pratiche, anche utilizzando esperienze già svolte o in corso di svolgimento, alle quali evidentemente possiamo portare il contributo operoso del mondo scolastico e dell'infanzia, anche con finalità di prevenzione delle malattie e di standardizzazione dello stato di salute. Il FEMP a tal proposito ha dei capitoli riservati proprio all'attività istruttiva nelle scuole. Abbiamo visto delle iniziative con gli istituti enogastronomici fatte grazie anche a una misura del FEMP. Ma le risorse nella disponibilità della Regione sono, come è noto, delle risorse plurifondo. Fondo sociale, FEMP, PIOFES, PSR, ciascuna di esse contiene ovviamente rispetto alla tematica specifica una possibilità di aggiungere potenzialità al filone principale di natura educativa e sociale che è il Fondo Sociale Europeo. Questo richiede, anzi richiederebbe, in questo caso dobbiamo usare il condizionale, richiederebbe una più stringente ed efficace azione di coordinamento e di collaborazione anche tra gli stessi dipartimenti della Regione Siciliana, perché se non partiamo in qualche modo anche dalla valutazione dei nostri limiti e dei nostri margini di miglioramento, io credo che poco potremmo fare per rassegnare ai nostri cittadini condizioni migliori di vita della comunità siciliana. A fare gli onori di casa il sindaco della città, Luca Orlando, che si è ritenuto soddisfatto dell'intera manifestazione. Straordinaria iniziativa che conferma l'attrattività di Palermo in un contesto internazionale ed è un'iniziativa che partendo dal cibo e dal Mediterraneo parla di democrazia, di diritti umani, parla di sostenibilità, parla di sviluppo economico, parla di povertà ma anche di salute, parla cioè sostanzialmente di tutto ciò che mette al centro la persona umana. Ecco la ragione per la quale noi siamo molto contenti di questa presenza, perché è segno che il mondo ha capito che noi abbiamo una visione. La nostra visione è to be different and to be equal, essere diversi ed essere uguali. La nostra visione è mettere al centro la persona umana, ogni persona umana, e il cibo. Anche il cibo può essere un termometro della civiltà di un popolo. Ecco la ragione per la quale in questi 3 giorni siamo stati presenti e saremo presenti non soltanto gli amministratori, ma gli esperti, gli operatori economici, i medici, gli ambientalisti che sanno cogliere fino in fondo
quanto sia importante la biodiversità. In fondo il Mediterraneo non è un mare, l'ho detto durante il mio intervento, il Mediterraneo è un continente di acqua e questo continente di acqua ha i propri prodotti che sono indifferentemente i prodotti della terra e i prodotti del mare, per questo ci si occupa della pesca, così come ci si occupa del fico d'India o del grano o del vino, ma tutto questo non come attività economica ma come attenzione alla persona umana, quindi cibo e non solo cibo, anche perché il cibo non è soltanto mangiare.